Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui con un ospite, Paolo Collaro, presidente del Circolo di Scacchi di Gallarate e direttore della Scuola Scacchi Gallarate. È qui con noi per rispondere a un bel po' di domande che ci avete fatto e quindi io direi di partire subito. Salutiamo Paolo. Ciao a tutti e grazie dell'invito. È un Eccoci qua. piacere, chi meglio di te può rispondere a queste domande? Allora, me le sono appuntate perché ce ne hanno fatte un sacco, ho preso le principali. Partiamo dalla prima. Per chi proprio non lo sapesse ed è fuori dai giri, cos'è un club di scacchi e perché sarebbe carino frequentarlo? Un circolo di scacchi è un'associazione senza scopo di lucro che, come dice anche lo statuto del nostro circolo di Gallarate, si propone di promuovere e sostenere l'apprendimento e il perfezionamento del gioco degli scacchi, non solo ai fini sportivi e agonistici, ma anche per semplici finalità ricreative e culturali, oltre che didattiche e pedagogiche, come avviene in quei circoli come il nostro di Gallarate, all'interno dei quali si è dato vita anche ad una vera e propria scuola scacchi, riconosciuta dalla federazione, e specificatamente dedicata ai principianti in generale e ai più piccoli in particolare. Ora, l'insieme dei circoli presenti sul territorio nazionale va a costituire la Federazione Scacchistica Italiana, la quale a sua volta si muove secondo le linee guida del CONI, la Federazione Scacchistica è una disciplina associata al CONI, e secondo naturalmente i dettami della Federazione Scacchistica Internazionale, la FIDE. L'iscrizione a un circolo di scacchi, chiamato anche tesseramento, avviene mediante il versamento di un'apposita quota annuale ed è l'atto che lega una persona alla federazione in un rapporto giuridico sportivo, ma in buona sostanza è ciò che fornisce il diritto alla frequentazione dei locali, della sede del circolo e soprattutto alla partecipazione dell'attività del circolo, sia sportiva che didattica naturalmente. E se si accede al sito del nostro circolo di Gallarate, scacchigallarate.it, o anche alla nostra pagina Facebook, si trovano immediatamente i recapiti per contattarci. È possibile formulare domande di iscrizione con una semplice mail comunicando pochi dati anagrafici e versare la quota associativa con un semplice bonifico. Nell'arco di 48 ore si potrà constatare già il proprio inserimento nell'elenco dei tesserati della federazione e soprattutto si potrà cominciare a frequentare qualsiasi attività scacchistica, a cominciare dai tornei, dovunque ci si trovi. A quelle più ricreative come pizzate di gruppo. Naturalmente, anzi, Alle quali soprattutto. purtroppo ultimamente non ho potuto frequentare per via degli impegni musicali, come sai. Ma non Eh, mancherà occasione in futuro. assolutamente, assolutamente. È una bellissima opportunità quella di frequentare un circolo perché un conto è giocare online, sì, ti diverti, hai più scelta sicuramente di avversari, ma in un club dal vivo fai amicizia, commenti dal vivo le partite, fai le battute mentre giochi, c'è un altro clima assolutamente. La seconda domanda invece che ci fanno è come si svolgono i tornei e come si partecipa? Cioè, come faccio a sapere c'è un torneo nella mia città? Beh, ogni ciclo di scacchi può organizzare un torneo. Esistono i tornei cosiddetti sociali, a carattere amichevole, di allenamento, e i tornei ufficiali, che a differenza dei primi sono validi per riconoscimento di titoli sportivi, per le variazioni di categoria del cosiddetto punteggio di merito ELO. I tornei ufficiali devono essere preventivamente approvati dalla federazione e possedere tutti i richiesti requisiti normativi, come ad esempio la presenza di un arbitro appositamente designato dalla federazione stessa. In sostanza, il circolo organizzatore predispone un bando all'interno del quale si trovano tutte le informazioni per iscriversi e per partecipare, naturalmente anche le informazioni logistiche, la sede di gioco, gli orari, le date, eccetera. E questi bandi vengono pubblicati innanzitutto sul sito del circolo organizzatore e nel caso di tornei ufficiali naturalmente anche sul sito della federazione, oltre che essere
facilmente divulgati via mail o tramite i social in molti modi, per cui chiunque interessato trova agevolmente tutte le informazioni necessarie. Naturalmente, un requisito essenziale per partecipare a un torneo ufficiale è quello di risultare regolarmente tesserato per un circolo di scacchi affiliato alla federazione. Ecco, se io mi tessero per esempio a settembre, la tessera mi vale per settembre dell'anno dopo, come funziona? La tessera ha validità in base all'anno solare e Ok. quindi va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Naturalmente la tessere possono essere di vario tipo e quando si effettua il versamento della quota annuale ad un circolo, una parte di quella cifra è destinata alla federazione. Questa parte è variabile a seconda che il tesserato abbia formulato l'intenzione di accedere ad una tessera agonistica o una tessera ordinaria. La tessera agonistica è quella che consente la partecipazione a qualsiasi torneo senza alcuna limitazione. La tessera ordinaria ha un costo più contenuto e consente la partecipazione solo ad alcuni tornei e non a quelli ufficiali. Per rispondere quindi alla tua domanda, se uno si avvicina ad un circolo quando l'anno solare è già inoltrato, quando siamo appunto ad esempio già in autunno, come nel tuo esempio, da settembre a dicembre potrà avere un'attività ridotta, ma probabilmente sosterrà il costo per tutto l'anno solare successivo e quindi dal 1 gennaio potrà poi partecipare a tutti i tornei consentiti dal tipo di tessera che ha sottoscritto. A proposito di tessere, io mi ricordo una decina di anni fa, quando andavi ai tornei, la prima cosa che ti chiedevano è la tessera. Oggi, forse con il fatto che è tutto telematico, computer, l'arbitro non ha neanche più bisogno forse di chiederti la tessera, giusto? E infatti, come dicevo prima, nel momento in cui un'iscrizione si perfeziona, chiunque attraverso il sito della federazione può già constatare autonomamente l'inserimento del proprio nominativo ed è quello che fa anche un arbitro in un torneo, il quale non ha più bisogno di chiedere la tessera fisica, ma constata semplicemente la presenza del tale nominativo nell'elenco federale. Ciò nonostante, la federazione continua a stampare queste tessere e a inviarle ai suoi affiliati per motivi romantici, diciamo così. Noi scacchisti siamo anche dei romantici, quindi ci piace avere con noi proprio la tessera distintiva, anche se effettivamente ha perso l'utilità pratica che aveva un tempo. Devo dirti che una volta abbiamo fermato i carabinieri nel chiedermi poi la patente, apro il portafoglio e vedono tessera agonistica di scacchi. Ah, ma tu giochi a scacchi? Faccio sì, Sì. sì. Ah, ma fai vedere che categoria. Ah, ma sei forte, vedi qua. E poi mi hanno lasciato andare, abbiamo parlato di tutt'altro, quindi non hanno più fatto il controllo. Quindi avere la tessera di scacchi può anche servirvi a farla franca quando siete passati col giallo, misto rosso. Dà delle opportunità inimmaginabili. Esatto, esatto. E prima abbiamo parlato di arbitri. Uno diceva che cosa serve un arbitro in una partita di scacchi? Non è calcio che è fuori gioco, non fuori gioco. A cosa serve la figura dell'arbitro? Quando presentiamo il gioco a un principiante o magari ai genitori di un bambino che viene avvicinato al circolo per la prima volta, diciamo sempre che una delle cose che si impara è il rispetto delle regole. Ebbene, l'arbitro ha naturalmente proprio questo compito, presiede allo svolgimento del torneo, ne cura gli abbinamenti, verifica il rispetto delle regole e rappresenta la possibilità di omologare, cioè di confermare l'ufficialità di quel torneo nei confronti della federazione. Quindi è lui alla fine del torneo che trasmette il verbale, tutta la documentazione in federazione ed è in base a questo atto ufficiale che ogni giocatore otterrà poi alla fine del torneo la sua variazione di punteggio elo o della categoria tecnica prevista dal risultato raggiunto in quel torneo. Fantastico. Ecco, esatto, abbiamo citato questo punteggio. Ogni giocatore ha un punteggio. Come funziona? L'abbiamo già accennato qualche giorno fa in un video qui su Matto Scacco, se volete approfondire, però Paolo oggi ci ridirà di nuovo che cos'è questo punteggio che appartiene ad ogni giocatore.
Certo, la federazione riconosce diversi titoli sportivi e categorie tecniche in base al raggiungimento di diversi livelli di punteggio, denominato appunto ELO dal nome del suo ideatore, che era un fisico e scacchista americano di origini ungherese, Arpad Elo. E in sostanza a tutti i giocatori che partecipano a un torneo ufficiale viene assegnato un punteggio di merito, che poi potrà variare con una periodicità mensile in base ai risultati conseguiti nei diversi tornei a cui si è partecipato. In sostanza, più partite si vincono e più il punteggio ELO sale e si possono conseguire categorie di gioco superiori. Ad esempio, chi ad un dato aggiornamento mensile risulta aver raggiunto un punteggio ELO pari o superiore a 1500 punti, conseguisce la categoria denominata terza nazionale e così via. E quindi poi tutti i dettagli relativi al funzionamento del punteggio ELO naturalmente si trovano sul sito della federazione consultando ad esempio il regolamento tecnico federale, ma ovviamente rimandiamo al video esplicativo del tuo blog che certamente è di più agevole fruizione. Grazie. Per finire così, ultima domanda proprio secca. Quindi, ok, io sono un principiante, non conoscevo questo mondo, mi sta piacendo, sono gasato, c'è mia moglie che mi dice, ma pensi più agli scacchi che a me? Fa niente, io voglio iniziare a fare tornei di scacchi. Come funziona? Voglio iniziare subito. Quali sono i passi che devo fare adesso? Guarda, l'abbiamo accennato prima. Il passo decisivo è proprio quello di recarsi presso un circolo di scacchi, perché come dicevi tu prima, il gioco online, che naturalmente ha una grandissima diffusione ed è anche giusto che lo abbia per tanti motivi, ha un grosso limite. Mancando il contatto umano viene a mancare intanto un certo tipo di divertimento, ma soprattutto la possibilità di migliorare, perché noi possiamo trovare qualsiasi video tutorial in rete, ma gli scacchi consentono un miglioramento se siamo capaci di ottenere una giusta miscela tra apprendimento teorico e esperienza pratica. Ovvero sia, io devo mettere in pratica quello che ho imparato in qualsiasi modo, giocando, frequentando un circolo, confrontandomi con altre persone e allora lì sì che miglioro perché posso capire davvero perché ho perso, cosa posso fare per migliorare, dove posso fare meglio la prossima volta. Questo è tipico solo di un vero circolo di scacchi quando ci si viene a confrontare con altre persone ed è qui che diventa essenziale l'ambiente del circolo, che è quello a cui tu accennavi, perché siamo andati a parlare a un certo punto delle pizzate, non solo perché siamo gaudenti, ma perché in realtà anche quello è un circolo di scacchi ed è importante, cioè l'ambiente amichevole, accogliente, quello poi che favorisce anche la crescita del giocatore, perché trova sempre qualcuno che lo ascolta, qualcuno con cui confrontarsi. A maggior ragione per la crescita dei più piccoli che trovano un ambiente sicuro e preparato alla didattica, soprattutto per l'età evolutiva. Assolutamente. Allora, ragazzi, io vi invito, se siete nei paraggi, nel Varesotto, a venirci a trovare il club di scacchi di Gallarate. Trovate in descrizione tutte le info, il link al club di scacchi Gallarate, dove si trova, come contattarci. Tra l'altro, anch'io sono iscritto a quel club, quindi qualche volta ci potremo fare anche qualche partita Partiti. insieme. E ringraziamo ancora Paolo per la sua disponibilità Grazie e a per voi. averci chiarito un bel po' di dubbi. Noi ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao! Ciao a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!